Perché si fanno così tanti impianti wireless? Di questo parliamo nel video di oggi. Ciao, sono Davide Marcomini, nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza, ma sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Nel video di oggi vorrei affrontare un argomento semplice, non troppo tecnico, non troppo complesso, e fare un ragionamento piuttosto basico, semplice, sul perché si installano tanti impianti wireless. E a dire il vero ci sono molti che ci navigano a discapito degli impianti cablati. Partiamo dal presupposto ovviamente che non è ben chiaro nemmeno a tanti operatori del settore la sicurezza, la differenza nella sicurezza offerta tra l'impianto wireless e l'impianto cablato. Non è chiaro nemmeno agli operatori di settore che le tecnologie sono andate avanti per noi, ma sono andate avanti anche per i ladri, e quindi tutto ciò che è wireless può essere disturbato da un potenziale intruso e sembra si voglia girare la testa dall'altra parte, nonostante gli anni vadano avanti. E quindi se il wireless rimane wireless sulle frequenze che ci sono permesse per poter lavorare sul wireless, non possiamo pensare che il ladro dall'altra parte stia dormendo o non sappia come fare, o non si informi, o non si informi per il futuro sul come eludere, sul come poter attaccare queste tecnologie wireless. E non possiamo pensare, come avrò già detto in altri video più e più volte, che le tecnologie utilizzate dagli impianti wireless possano essere sicure al pari di quelle utilizzate negli impianti cablati. Ma c'è un altro aspetto fondamentale e che a me un po' fa arrabbiare, ovvero chi sostiene che si guadagni di più facendo gli impianti wireless. Ora, che si possa guadagnare di più è tutto da vedere, ma la cosa non dovrebbe essere un problema che tocca direttamente l'installatore che si occupa di sicurezza. Non è che posso andare a casa del cliente a proporre l'impianto che mi garantisce il maggior guadagno, perché va oltre il concetto del mio mestiere. Io devo andare a casa del cliente a proporre l'impianto che garantisce la miglior sicurezza, il più elevato livello prestazionale di quell'impianto prima del mio guadagno. Poi se ne discute, se il cliente decide di scendere perché il mio impianto ad esempio non lo soddisfa o costa troppo, per modo di dire, allora se ne può parlare e si può stabilire di realizzare un impianto wireless, mettendoti però al corrente di quelli che sono anche gli aspetti negativi di questa cosa, della scelta che stiamo andando a fare. Senza però dimenticarci che se negli anni non sono state fatte le predisposizioni nelle abitazioni per fare gli impianti di allarme cablati, è chiaro che in quelle abitazioni non possiamo fare gli impianti di allarme cablati, ma dovremo accontentarci per forza dell'impianto wireless. Ma questo è frutto di ciò che abbiamo seminato, perché se abbiamo la mentalità
di realizzare l'impianto wireless e quindi non facciamo la predisposizione nelle abitazioni, è chiaro che poi non abbiamo scelta. Quindi qualche cosa dobbiamo metterci nell'ottica di pensare che è colpa nostra, è colpa dell'installatore, è colpa dell'elettricista che non ha proposto la predisposizione, è colpa in parte del cliente che non l'ha chiesta quella predisposizione. Ma il cliente lo posso capire, lo posso comprendere, perché se dall'altra parte c'è qualcuno che gli dice non preoccuparti che tanto è uguale, lo facciamo wireless, è chiaro che tende a fidarsi. Ma non è così. Non è così, anche per una questione, l'avrò detto centinaia di volte, una questione di costi, di manutenzioni, di sostituzioni delle batterie, senza considerare che tutte queste batterie, se vogliamo anche vederla in ottica green, non fanno certo bene al pianeta. Lasciamo perdere questo, non fa per me, non fa per il mio canale, è un ragionamento sul quale poi andiamo ad intrigarci e non rischiamo di non uscirne più, ma il concetto è abbastanza semplice. Se non facciamo le predisposizioni e se non sappiamo la differenza tra un impianto di un tipo e un impianto di un altro e pensiamo che siano tutti uguali, è chiaro che poi tendiamo a fidarci di quello che ci fa più comodo o dell'ultima riga in basso a destra sull'offerta dell'elettricista o del tecnico che sia, magari ignorando le differenze tecniche tra un impianto e un altro impianto. Anche per il video di oggi è tutto. Spero di averti dato uno spunto utile sul quale riflettere. Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti, spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!